Wagyu oggi si mangia e quindi già per questo lasciate un bel mi piace. Facciamo che a 5000 mi piace vi porto una grande 24 ore solo Burger King. Oggi però Wagyu si mangia un cibo particolare dove andiamo a mangiare il cibo fritto della miglior friggitoria più virale di TikTok. Ovviamente non sarò solo, come starete vedendo dal titolo e dalla miniatura. Già da lasciare un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale Wagyu perché siamo veramente a pochissimi passi dai 100.000 iscritti e io ho organizzato una festa, un evento che non si è mai visto in Italia, che vi giuro mi sta portando via tantissime settimane, tantissime energie, però non vedo l'ora che arrivi quel giorno perché c'è già un giorno. Quindi restate sintonizzati su tutti i social, seguitemi anche su IG Super Allan 5 e non ve ne pentirete, sarete voi i protagonisti di quella sera. Poi ho detto questo, io non mi perderei in altre chiacchiere, tra poco vi faccio vedere con chi sono e soprattutto dove andremo. Tu con chi fai, tu con chi fai, tu con chi fai l'amore? È perché sale come l'ascensore che sta dentro di me. Penny, diciamo dopo mangiato, ti fai una penny. Diciamo una penny. Diciamo una pennichella. Oppure vai al buon forno. Guarda, aspetta, il buon forno. Oh, mamma mia, che cagata. Ti cagare sotto, Andrea? Diciamo il buon forno, perché ogni cretino che mi sta intorno. Mamma mia, fine di merda. Diciamo c'è una puzza interna. Amplifan. Diciamo perché quando mi asciugo i capelli uso il fan. Diciamo vecchie vibes di viaggi insieme. Ragazzi, attenzione perché sta per tornare un viaggio, a breve, tra l'altro. Ve lo stiamo dicendo così. Vabbè. Unipol, lo sai? Questo. Che pensavi che ti bruciava la macchina? Lavanderia Anna! Prima la lavi e poi ti asciughi. La capanna! Diciamo stiamo andando così, a zonzo, senza sapere la strada. Papai! Diciamo che... Oh, che Andrea! La benzina, chi te stravecchio. Andrea... Solo la multa, falla perché... Che pavamo, che ne pigliamo sulle pavamo pure in merda. Diciamo, eccolo. E che cos'è? E che cos'è? Andrea? Una multa! Porca madonna! Poi, pagare la benzina. Incredibile! Oggi, spero che Giovanni oggi offra. Non è forza, è il minimo. Comunque signori siamo arrivati nel posto, diciamo. Wow, che ci facciamo fritto che fa qua. Siamo praticamente in quel di Maddaloni, a 10 minuti dal centro commerciale Campania. E siamo da... E che cos'è? Buonasera. Buonasera ragazzi. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Piacere. Antonio. Andrea, ciao. Piacere. Mi conosci? Non mi conosci. Che ne sai? Pure noi ti conosciamo. Noi conosciamo voi. Sei emozionato, Mario? Ah! Te lo fai un satellite office game? Dove? Ah, ok. Ogni cosa a suo tempo. Siamo venuti a provare la miglior friggitoria di TikTok. Dovevi provare il prodotto, non lo possiamo dire. Social e fantasia e pubblicità va bene, ma devi Proviamo assaggiare il prodotto, ovviamente. e dopo poi Sì, ci stanno raggiungendo anche altri amici, ovviamente. benissimo. Posso fare una domanda? Sì. Cos'è? E che cos'è? Mario, qua trovi Picasso. Dove ci troviamo? Ragazzi, sempre a Maddalone, via Pietro Colletto, Maddalone. Ma io sono senatore. Mamma mia, è venuto già l'acquolina, Andrea. Senatore Porchetto. Sì, una bella porchetta di ariccia, bufala e o crocchio con patata schiacciata, una bella crema di fiorilli e porcini. Va bene, va bene. Antò! Antò? E che cos'è? Antò, faccio lo dico. Ah, ci mi stai chiamando Antonio, veramente. Frate, ti abbiamo portato a Mr. Sparta Praga. Antò? Antò? Qua le cose si fanno serie. Ragazzi. E che cos'è? Mi Mario, un quadro Picasso. Antò? Vabbè, diciamo che è il nostro ambiente preferito. Sì. Allora, prima registriamo un contenuto per TikTok. Sì. Antonio. Qua dopo andiamo. Antonio. Vogliamo fare un video assieme ad Antonio dove facciamo una gag come facciamo tipo da Salvatore Lanza. Diciamo, Giovanni sta letteralmente lacrimando. Ve lo giuro che sono successe una serie di Non è il cose. vento. Sono successe una serie di cose una presso l'altra. Lui sta dicendo oggi a pallone mica come a me c'è te. Perciò siamo venuti a mangiare, che è il nostro forte. La partita è una cosa più importante quando facete il gruppo. Bravo. Bravo. Andrea da noi video c'è una cosa c'è fare il gruppo è la cosa più importante. Bravo, no, avete belle parole, Saggio veramente. Mario. Quindi quello che trasmettiamo è una bella cosa. Il gruppo, la famiglia. La famiglia, bravo. Perché Grande. la famiglia È la cosa più importante, ragazzi, mi ascoltate. Anche perché i fan. sono la nostra vita. Faffetto! Poi caro, ciao. Ciao, dimmi. Ma non tocca che c'è
Stai scherzare, ma quello è hot dog, ci penso io per te. No, un hot dog non esiste proprio. Ma come non hai visto la bocca? Con la pioggia e con il vento, sempre 100-100. Ti dedico una bella pizza fritta. Giusto il che c'è per maionese, lo può fare? Non esiste. Ma come non esiste? Ma i Oh. raggi che sta la pizza fritta? Ok. Mozzarella di bufala. Ma come vedi che l'hot dog che tu fai pizza fritta? Scusami un attimo, a me mi piace la pizza fritta. Porchetta. Magari la porchetta. Bella piena di porchetta. No, mi piace, però... Ancora porchetta. Guardate, ma io non vado allora, non ce la faccio. Crema di pistacchio. Ancora. Panzirotto con sale, pepe e prezzemolo. Granella di pistacchio. Poi io stello. Ancora pistacchio. E ancora mozzarella. Ma a me era uno spuntino, non è che già che era facile. E che cos'è? Un vulcano. Ok. Secondo panetto. Bello. Sai che se un hot dog che c'è per maionese, ma Oh. che stai facendo? Mario. La saldatura è la cosa più importante. È stato buono loro. E dove la friggiamo? Sempre nell'olio. 2 minuti di cottura e sarà pronta. Gold. E che cos'è? Un quadro Picasso. Gold. A me è piaciuto Mario. Sì, Questo delle comparsate di Mario. Mari, una domanda. E che cos'è? È un quadro Picasso. In quanto tempo sono entrati questi tormentoni? Un po' di tempo ragazzi, ci siamo messi. È stata un'illuminazione o l'hai studiata questa cosa? No, è studiato. È ragazzi. studiata? Io pensavo Mario. Ma perché proprio ti piace anche come Anche personaggio? mi piace il personaggio. Poi il baffetto lo ricordi? Questo veramente lo dico con la massima sincerità, Mario è la nostra forza, è il top. È come ognuno vorrebbe avere la fidanzata, così per me Mario. È diventata anche una sorta di mascotte, no? No, assolutamente, senza Mario non si... Mario, l'esperienza in India com'è stata per te? Sì, è stata una bella esperienza ragazzi, la rifarei altre 100 volte. Solo che ha usato un po' di bullismo. Ma che ha fatto? Perché Racconta. io avevo paura dell'aereo, era la prima volta per 20 ore di aereo e... Ma è duro. Questo. No, Ci stiamo con calma di fare le cose. assai proprio. Un indiano stava sempre vicino a Mario e Mario usava una frase, la puoi dire? Tu devi Non parlare. lo riesci a fare tu. È normale, perché io magari mi stressavo. Educativo, no. Vabbè, c'è chi comunica con i gesti e chi... No, lui parla con gli oggetti Mario. Quando l'attrezzo o qualcosa un po' quello che dici. Ma non bene le metto a posto subito, partono molto da capo. Che riprendiamo Le stemmie no. Però parole no, brutte. quelle no. Gli oggetti rispondono. A favore o a sfavore? A sfavore. A sfavore. Ogni tanto, sì. Ma come mai sei andato in India? Non la so questa. Infatti, no, racconta. È perché ci hanno chiamato a fare un evento importantissimo, che non vi dico il nome ragazzi. Ci sta, bello. Abbiamo fatto una bella esperienza. Antonio 100 ovunque. Il nostro passatempo. La forza nostra, man. Gold. A dove vai? Oh, a dove vai? Fratello mio, palleggiamo? E che cos'è? La dividiamo a metà? E che cos'è? C'è un artista. Ce la giochiamo al 100%? E palleggia un po', dai. Palleggia un po'. Ci siamo? E andiamo, facciamola vedere. Il crunchy. E click clock. Crunchy. No, dog. Dividiamo a metà? Bene, vabbè. Mamma mia però. E che cos'è? Gliela dai una testata a polo? Vado. Una votazione da 1 a 100? Volevo l'hot dog. Però è 100. 100! E che cos'è? Faccio una salsiccia sicuro. Mi è piaciuto Andrea, ma io Però l'hot volevo dog. l'hot dog. Ah, volevi l'hot dog tu? No, perché È una bomba. complimenti. Grazie Buonissimo. Quindi è 100-100. Ora è 100. Grazie. No, faccio mangiare. Volevo l'hot dog, ma mangiamo. Fai vedere.
Oh! Bellissimo. Ha squartato sulla pelle. Sempre frate, ma sempre. Mamma mia. Allora, Anto, è arrivato il nostro turno. Cosa ci fai assaggiare? Una bella pizza fritta con... andiamo con kebab, mozzarella e crocchè, piace? Cosa volete? A me la proposta piace. Anto? Eh sì, perché poi l'artista è lui, del palleggio, della farcitura. Del palleggio di testa. J100. Oh. Mozzarella di bufala. Comunque Giovanni, non so se l'hai detto prima, da notare l'olio ragazzi. Date l'olio, Anto? pulito come... È 100. È 100. Bufala, kebab e crocchè. Grazie per avermi onorato, Anto. Spero di deliziarti con tanto amore. Con questa bellissima kebab, mozzarella e crocchè. Eccola qui. E come la vedi, Anto? La vedo bene. La mia massa. E il Magic, la polissina. Date le bolle, è assurdo. È un velluto. La saldatura? Sempre la cosa più importante. Eccola qui, fa tutto lei. Ci siamo? E dove la friggiamo, Anto? È loro. Ma vieni qua, Anto, dammi soddisfazione, vai. Sì. Mettila al dentro, vai, basta che la giri. Devo girare? Sì. Anto? E che cos'è? E che cos'è? Fa tutto lei. Fa tutto lei. Gold. 2 minuti di cottura e sarà pronta. Ragazzi, comunque ne dobbiamo mangiare un'altra di queste. Questa potrebbe diventare una fuse. Anto? Questo dipende da Antonio. Mettiamo nel listino una nuova pizza. Questa potrebbe diventare la Gold Fuse. La Gold Fuse. Sì, piace? sì, vai, bene, nel menù la mettiamo. Gold Fuse? Gold Fuse. Ottimo. It's everywhere. Mario, che cos'è? Mario. Anto? Eccola qui. Ah, piantò. Arabo. E che cos'è? Crema, latte e cioccolato. Una testa d'avolo? Vai. Una doppiuna. Buon appetito. Per me è un 100. No, è un 100. Grazie. La giochiamo sempre al 100% con la voce e con il vento. Spettacolo. Ci ha fatto bene a portarti qua. Mamma, è bella proprio. Grazie. Arriva alto. No, queste qua non le posso mangiare ancora. Infatti guardo voi nel frattempo. Fatemi sapere. La consistenza, la pasta è di una qualità assurda. Fratello mio, da dove vieni? Qui la buffata è roba. Vai, ce la giochiamo al 100%, ragazzi, voi? Ma aspettavo la pasta così. Pompei, i miei clienti, grande, grazie, ok. Ci siamo ragazzi, e voi da dove venite? Noi da Napoli. Napoli. Grazie ancora per avermi onorato, grazie. State godendo, ma io ma comunque fa paura. Guarda qua, guarda come è bella, guarda come è bella. Bella dorata. Assurdo. No, ma poi si vede dalla faccia, No, si vede proprio dalla faccia. Vai, scambio di capate. E questo? Ragazzi, vai. Ok, vai. Mario, ci sei anche tu? Mi fai un saltelletto? Comunque è assurdo, mi stai facendo una fame esagerata tutte e tre. Quale, Andrea? Questa c'è la salsa che rende tutto. La Gold Fuse. Preferisce la Gold Fuse. Ok, grande, allora mettiamo così nel menù la Gold Fuse. Sì. Ok. Sì, guarda qua, proprio gonfia. Bello. Questa. Altra capatura. Quale preferisci? Questa è l'altra, ma semplicemente perché Mirko parla con la bocca chiusa. L'altra, ma semplicemente perché c'è quella crema all'interno lì Qua che sarebbe da dà. aggiungere anche una salsa. Signori, finalmente è arrivato il mio turno. Ando, come la stai facendo? Crema di melanzane. Eccola qui, bella e carina. Porchetta e crocchè. È uno spettacolo, fratello mio. Viva la semplicità. Una pizza semplice ma super saporita. Ok. Vediamo il nostro secondo panetto. Fratello mio, vai, sempre magico. È un velluto. Fa tutto lei. Saldatura? La cosa più importante. Grazie per avermi onorato. Grazie a te. Ora tocca a me, fa rima. Deliziarti con tanto amore. Ci siamo? Un bel palleggino. Le nostre briossine. Dove la friggiamo? Dove? Nell'olio. Nel oro. Grande. Eccola qui, 2 minuti di cottura e sarà pronta. Gold. Mamma mia, giù. Cioè, già alla vista mi... Morso a 2. Andre? Mamma mia, giù. Cioè, proprio in bocca. Ma che è clamorosa. Sta crema di... No, Andre, io ti vorrei dire assaggiala, però... Però già hai assaggiato...
Anto. dato crema di Crema di melanzane. Tanto non puoi assegnare. No, io lo giuro. Voglio è una delle cose più buone che abbiamo mai assaggiato, fritto. Incredibile. Anto? Invece posso dire, per me è una delle pizze più buone che abbiamo mai mangiato in vita mia. Ne esagera Andrea. No, guarda, è buonissimo. Ne esagera. Io rispetto la storia e la tradizione assolutamente. Stiamo cercando di migliorare e di crescere ogni giorno con la massima umiltà e mai superiorità per nessuno. Però un complimento per Andrea, raga, chi è che non fa piacere? Grazie Andrea. Prego. Però è meritato, è meritato. Anto, onestamente, l'hai assaggiato. fa paura. Onestamente fa paura, cioè non c'è altro, non posso aggiungere. dire altro, fa paura punto. Con la pioggia e con il vento, Antonio 100. Fratello mio, grande. Ma vento vero però. Oh, calmate. Già ti dico a me però. Non che diventa la pizza, giù a stivare. Diamo le conclusioni, no? Eh sì, è stata una serata, una delle serate più piacevoli, insomma, di sempre, perché con Marietto ragazzi ci si diverte, con Antonio che con la sua passione comunque ha aperto un'attività del genere, gli auguriamo ovviamente il meglio qua. Meglio perché ci mette il cuore, intrattenimento, però anche sostanza. Assolutamente. Non è Che è la cosa più importante. Tanta qualità. Io do un bel, non lo so, il voto di Da 0 a 100, cioè. 100. Ok, cioè. Confirmed. Signori, Non morire. Anto, 100. sono mesi che gli dico di venire qua. Vero, ha ragione. Non ha deluso le aspettative. Meglio tardi che mai. Dovevamo venirci prima, però sì, ma è tanto, meglio tardi che mai. Perché comunque ricordate che i fan Sono la nostra vita. Gira il cellulare, Mirko. Signori, ci salutiamo con un Ewayu. morso. Ci vediamo in un prossimo video. Ewayu. Ciao.